Eccoci con il capitano del Portogallo Marco Fabbro. Oggi secondo gol alla tua seconda partita, meglio di così per te il campionato non poteva iniziare. Sembrava anche una partita avviata a una facile vittoria, ma così non è stato. È stato, ho usato l'aggettivo prima, un po' rocambolesca. Come l'hai vista tu? Abbiamo iniziato bene, come meglio non si poteva. Purtroppo secondo me ci siamo complicati la vita da soli perché avevamo la partita in pugno, 2-0 in casa e poi niente, abbiamo fatto due errori e in inferiorità numerica diventa tutto più difficile. C'è stato un calo, diciamo, da un punto di vista mentale, o il caldo che vi ha giocato un brutto scherzo? O è la partita che ci sta? Insomma. Il caldo è per tutti e due, abbiamo fatto due errori e niente, dobbiamo crescere, dobbiamo migliorare. Per fortuna è la Coppa Italia, anche se noi ci crediamo e ci teniamo a questa competizione, però ripeto, dobbiamo migliorare. Abbiamo sbagliato un gol all'avvio di ripresa, sembrava che ci dovesse andare tutto storto da lì in avanti, ma così non è stato. Il lato positivo forse è quello che è da prendere di questa partita, proprio la grinta e averci creduto fino in fondo. Ci abbiamo creduto fino in fondo, almeno abbiamo portato a casa questo pareggio che ci dà comunque la speranza per il proseguo del passaggio del turno. Insomma. Allora, chiudiamo solo con una cosa su di te. Come ti senti da un punto di vista fisico e pronto per affrontare questo campionato? Sei in forma? Sei al meglio della tua condizione o devi ancora entrare in condizione? O hai ancora margine, diciamo? Devo dire la verità, non ho ancora i 90 minuti sulle gambe, però per caratteristiche anche non sono mai stato in condizione adesso, in questo momento. Però bisogna accelerare per domenica, insomma. Essendo squadra con parecchi elementi nuovi, nuovo mister, le tue sensazioni così, come sono, e poi chiudiamo qua? Molto positive, abbiamo lavorato bene, il mister ha comunque mentalità, voglia, stiamo lavorando molto bene. Ripeto, dobbiamo trasformare quello che di buono facciamo in settimana alla domenica. Bene, allora grazie Marco Fabbro.